Il Partito Democratico Veneziano l'aveva previsto già nel 2018. Alle fondamenta nuove erano destinati 10 dei 400 milioni del Patto per Venezia, a condizione che venissero investiti in sistemi sperimentali per la gestione del turismo. Invece, come previsto, non è andata così. Di questi 10 all'incirca 2 milioni e mezzo sono stati spesi per creare nuovi approdi per lancioni Gran Turismo, quindi nulla di sperimentale ovviamente, ma soprattutto attirano a Venezia un tipo di turismo di massa che assolutamente per questi anni è stato protagonista purtroppo in negativo della città. Cosa sarebbero stati questi sistemi sperimentali di gestione del turismo? Si poteva investire, cosa che è iniziata poi molto tardi, più soldi per quanto riguarda i cosiddetti contaturisti e quindi la verifica anche dei percorsi che gli stessi turisti effettuano all'interno della città. Questo è un momento particolare, nel senso che il turismo in questo momento è calato, ovviamente è praticamente annullato per via del Covid, e sarebbe stato proprio il momento in realtà per voltare pagina e dire certamente bisogna richiamare un turismo, ma un turismo di qualità a Venezia. Il turista di qualità vive la città, acquista da artigiani e produttori locali. I turisti mordi e fuggi non portano reddito, ma solo costi, ha ricordato la Sambo. Con questa operazione, ribadisce, si è favorito il turismo peggiore e il trasporto privato a scapito di quello pubblico.